io mi chiamo Marcello Colasurdo, non mi ricordo perché uno non si ricorda quando è nata, ma si ricorda a nascita di tante altre persone, giusto? Però io sono nato a Campobasso, mia madre sgravava là all'ospedale Antonio Cardarelli di Campobasso, sono figlio di ragazza madre, non mi vergogno di dirlo. E praticamente poi sono stato cresciuto tra i vari collegi, però poi sono stato cresciuto dal cortile, a Cortina chiamavamo noi, cortile della tradizione popolare contadina, un cortile della cultura contadina. Non me lascia, per appena da cielo che forne, ferrato mi è stato tradito, e invece se me scannato, in dallo bosco mi sotterrato. E questa è una delle tante fiabe popolari, la uscita di forne, che comunque si va a paragrafare il bene e il male. Napoli si giocava il numero all'8, no? Anche Monsignore lo conosce, si giocava il numero all'8 nel 700, 800 e durante il periodo natalizio il re vietò di giocare all'8 anche nei giorni di festa di Natale. E loro che cosa si inventarono? Stesso con i numeri dell'8, con la Kabbala, che hanno tanti significati, tante metafore che già ne conosciamo, si giocò in famiglia. Allora il lotto nel periodo di Natale, Capodanno, eccetera, eccetera, era un momento di stare in famiglia con la uno che fa, no, uno che fa l'Italia, lo fa Nannella, allora anche loro quando giocavano clandestinamente per giocare, quando io chiamavo il era il 2, io come padre di creature era 29, io come si dice un semaforo, non so se mi spiego, padre noi ci concediamo qualche piccola, no? Dai, ti proprio armato buona, 60, uno suona e uno canta, vai, 60. Questa accattavo capitolo 30 roia. Ma ti mangiato capitolo? Ma pure capo, sì, Era 32 capitolo. Poi mi metto un bicchiere di vino 45. 45 vina. Con che lavoro che deve allora il creatore quando hanno pirollato la mamma lo zucchero dalla zizza 28 in zizza. Ma una volta si fa. Dove l'ho fatto? Tu mi hai visto? Mo? A Carinaro. A Carinaro l'ho fatto. Mangiavo da mangiare perché devi andare a chiesa con l'altarare. Come? Vabbè, stai a Ratzinger a Re, a Gesù Cristo in croce. La Madonna che ha così. E tu facevi la tomba, o prima di essere fuori, certo. Orta Immacolata, Vinda Festa, Dolce Soldata. Un massimo è stato che è zizza,
te ne mando intero non piglio mai solo. Quindi no. Perché sono affacciato un balcone? No, quindi no. Quelle a 6, a 6. Ma c'è, te ne mando intero non piglio mai solo. Ma c'è una verità affacciato un balcone. Una verità balcone 43. 43 un caffè, 42. 43 che tiene quello lì. Una verità affacciata. Una verità balcone. Allora, sai perché esistevano queste cose? Ma non re, la numerologia, poi i numeri ce l'hanno portati gli arabi. Poi la filosofia del popolo napoletano era questa, che usavano la parlesa per non dire direttamente il numero diretto. Perché Manorre, non so se succede nel periodo di Natale, aveva impedito di giocare all'otto. Ecco. Allora, il gioco clandestino che è sempre esistito, allora giocavano comunque all'otto, però quel numero, il numero della tombola sarebbe da 1 a 90, usavano la parlesia, usavano la parlesia e dicevano, quando mandavano, noi dicevano ufficialmente, quando aiutassimo, io com'era. Adanamente ma lo so, io come la festa, io come i soldati, e quelli erano tutti noi, io come nelle parole, allora questo poi è diventato anche la smorfia che è stata trasportata nella tombola, capito? Allora l'uova buona fece la messa nel periodo di Natale, cioè voi dovete stare in famiglia e giocarvi questi numeri nella famiglia, però è rimasta tale la smorfia, è rimasta tale. Allora, il napoletano con la sua filosofia c'è questo, a fare femminile, di non numero, bananelli, e quello è a loro, perché loro stanno nel metafisico, stanno tra la terra e il cielo, poi sono, come dire, sono personaggi della purezza incredibile. È unica. L'icona proprio della musica popolare, Marcello Colasugio, eccolo qua. Marcello Colasugio che Me la appoggiate al finale. Vediamole prima. Tony, vai. A Napoli da la sonagliera Nabe
Perché l'etnia Rom viene dalla Ezingara, Esatto. vengono dall'India, dal Pakistan, Sì. vengono da questo mondo là, caruana, sono deserto, montagna con montagna, se l'hanno fatta e là a Rosana fermata, là hanno nata. E io? Là hanno nato e hanno creato le proprie. Ecco perché il popolo nome del popolo zingaro è Pasto. Marcello, e ti Tu dici... devi avere una festa, scusa, di avere una festa che si fa a Francia. Avignone. Avignone c'è una località dove fanno una festa a una Madonna nera, guarda caso, la Madonna Zendara. E là è la festa di tutte Roma. Io me l'hanno raccontato. Io Marcello. Ma non io per 2003 già c'è stato che stava ad Avignone a fare il tour. Ma tu ci devi andare, Sciacciai. Ma là io ci vado, ci andrò. Fanno una grande manifestazione, siamo usciti tutti e zingari Roma, cioè almeno dell'Europa qua, dall'Europa, dall'India, dalla Normandia, dall'Egitto, Egitto significa viaggiante, nomade. Via Dante, vedi? E là, sai perché, scusami, e là, sai perché dal Nord Africa, gli arabi, il Marocco, la Nigeria, la Tunisia, si trova già lo stretto di Gibilterra, quasi Spagna, Esattamente. Andalus, perché là c'è stata una grande guerra, dove c'è stata una grande trasmigrazione di popoli, e non discutate, Annibale può passare, là a passare dei Pirenei, a passare lo stretto di Gibilterra, e già la cultura altra africana, diciamo, del Nord Africa, Cartagine, l'abbiamo saputo, no? Già era, quella è un po' avanti Cristo, quella 400-500 avanti Cristo, però già si vede come le multietnie si sono formate e il canto loro arcaico, che è la fronna, perché non si spiega che io canto come l'andaluse canta come me, io canto come il pakistano, ma le avevo capito, e il pakistano canto come me, non si spiega come io canto come l'indiano canta come me, l'Egitto fa la fronna muazzina e chi lo fa, o zingaro, meglio zingaro, ma meglio la fronna. Sì. E il zingaro No, fa ma io ti volevo portare sugli... l'andaluso quando canta la chitarra, no? La capella per lì e a sta Brava! E quando figli madre sta mamma e a una che la va a giaia sola. Sol.
Allora Pina, vieni qua, Pina. Uda. Erika. E poi tu mi rispondi alla carrettiera tua, accidentale. Dicendo che questo pure fa parte del patrimonio nostro e della tradizione orale, anche il canto, il suono, la musica popolare che facciamo è tradizione orale. Oralità significa passaggio, come nei giochi, è la tradizione popolare che si tramanda, come il gioco, che praticamente il gioco è lo stare insieme, socializzare, stare insieme, toccarsi fisicamente. Altro che giochi virtuali, la pioggia, tanta goccia caduta, tanta grazia ricevuta, non me ne caricate, che non... Buonasera, benvenuti, questo è importante. Tra poco arriverà l'ultimo gruppo. A Roma team non lo so. Oh, manchina. Un po' la nave. Quanta gente in da casa nostra stasera? Ah, stiamo chi. E quando viene? Allora noi la tombola parlata, la tombola cantata, la tombola scostumata è come se in un mariello parlassero e dicessero allora. Iniziamo subito! Uno d'Italia, viva Daniele! Uno Italia! Omaggio al grande. È giusto farla, perché anche noi nel popolo campano abbiamo un'icona dove c'è la grande Cibele con la tamorra in mano, 3000 avanti Cristo. Con tutto il rispetto e l'amore che porto per le culture tradizionali di tutto il mondo, ma in Campania la tamorra, già col tamburo, come dire si vuole, si suonava 3000 avanti Cristo. E noi già con questo possiamo dire che siamo multietnici da un sacco di anni, perché i popoli sono passati, i campani sono cambiati, gli spagnoli, gli indiani, gli egizi hanno portato i canti a fronna, hanno portato la sacra musica popolare che del popolo, e là va sempre. Ma anche le nostre donne, se tu andiamo nel Terzignese, a Terzigno, qua nel Monte Vesuvio, Monte Somma, troviamo delle donne che suonano il tamburo in maniera veloce e sembra una tarantella. È una tarantella, perché la tamburella veloce è una tarantella. Ovviamente anche là è liberatoria, come liberatoria la pizzica, che va inserita in un contesto proprio là della regione Puglia, e con tutto il rispetto e l'amore che vi portiamo, fa parte del mondo del culto popolare. Chiamavano i musicoterapeuti, che erano questi signori musicisti, dal violino, dalla zampogna, dalla ciaramella, dal tamburello soprattutto, e venivano a esorcizzare questa povera donna a cui gli era venuta, lo voglio dire in napoletano, una convulsione, si sbatteva in terra perché stava a mancanza in una, e questo è detto dal grande studioso De Martino. E allora quando stava a mancanza in una, quando la natura è pronta e non vedono poche sola, e naturalmente si sbatte in terra e non se ne vede. Ecco la pizzica da dove viene. È possessione. È una possessione, però è una mancanza. È la mancanza non come diciamo noi, è una mancanza di rapporto affettuoso nei confronti di questa povera donna. Guarda caso che la pizzica si fa alle verginelle, a quelle donne che nel contesto di quel contesto, dove parliamo del tavoliere delle purghe, dove in questo sole ammazzante e cecante dell'estate, a questa povera femmina che vede la città o l'urbanizzazione oppure il moderno, lo vede dal binocolo, è naturale che non c'ha fonte di rapporto, di sfogo. E per una legge naturale, a chi non se ne vede bene, a chi lo sfoga, quando può a te e sbaglia. E chiaro la musica che la
Ecco dove c'è la pizzica e dico in breve che la pizzica è liberatoria perché libera da questo male, da questa mancanza di amore, quella donna che quando si alza è la stessa che canta. E voi vedete nella pizzica, vedete quando l'uomo raccoglie la donna col fazzoletto, e significa che ha raccolto quella metà che gli mancava, e il rapporto si è unito, il verbo è venuto, l'amore è nato. Infatti dice, non mi suonate più questo qua lì, l'ho innamorato, l'ho trovato stamattina. La 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 la. E ce l'avete specialmente, dato questo è il finale, il caporale. La 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 voglio unirmi, è sempre quello che viene la larga storta, che beve la gente dritta e il cuore è dritta. Amen. Se è fatta notte lo padrone chiama, dice che è stata corta una del, dice che è stata corta una del. Zitta padrona non chiagnare più, non manca di voce, tu faccio rimane. Allora, ripeto. Quando fai concerto la sera. Yeah. Come sempre. Manna farnode chiude venuto, Anna farnode si scrive chiamato, Anna farnode si scrive chiamato. Che quello la vestina però. Vanano io na cavalli sciumas, Yama mangiare casrati mais, Yama mangiare casrati mais.